Buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. E insomma, questa è la settimana delle grandi ripartenze, tantissime le attività e non solo che hanno ripreso il via, riaperte anche le case di riposo. E allora proprio in regione, durante la conferenza stampa tra il governatore del Veneto Luca Zaia e i due assessori Lanzarini e Bottacin, è stata illustrata tutta la modalità per nuovi accessi di anziani nelle case di riposo e anche per le visite dei parenti agli ospiti, ma vediamo. Un'altra linea guida importante, approvata, e quindi per noi è pronti via è questione di ore, perché l'assessore Lanzarini ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Case di riposo, strutture per disabili, centri diurni per anziani non autosufficienti, centri di salute mentale o di cura delle dipendenze, in una parola strutture residenziali extraospedaliere. Anche per loro si entra nella fase 2, una riapertura fortemente attesa non solo dai parenti di chi ospitano, il lockdown risale all'8 marzo, ma anche per l'ingresso di nuovi ospiti o le loro riammissioni. Ormai abbiamo poche realtà con ancora focolaio interno e vogliamo andare verso la pulizia totale. Ovvio che chi ha ancora dei focolai, immagino che l'ultima roba che possa fare è quello di aprire e far entrare qualcuno finché la situazione non si sarà stabilizzata. Le linee guida per i nuovi ospiti prevedono un isolamento di 14 giorni preceduti e seguiti da un tampone. Per i visitatori, controllo della temperatura, compilazione di un questionario sugli ultimi 14 giorni e ingressi scaglionati su prenotazione e ad orario limitato. Chiediamo che, se possibile, gli incontri vengano fatti all'aperto, se possibile chiaramente compatibilmente con le condizioni degli ospiti e dei pazienti, oppure di individuare dei idonei locali separati. E prevediamo due modalità. Le modalità sono quelle dell'incontro tramite plexiglass vetro, oppure per avere incontri più riavvicinati con la visiera e la mascherina FP2 senza filtro. In Veneto ci sono circa 330 case di riposo con 30.000 ospiti e altrettanti operatori. Il 75% delle strutture non ha registrato contagi da Covid-19, ma laddove è entrato il coronavirus ha provocato più di 600 morti sui quasi 1.900 registrati in Veneto. Zaia condivide al proposito l'attivazione di una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale. Che non ci sia qualcuno che si permette di dire che ci sia una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Noi abbiamo io ho solo sollevato un tema, che è quello che la Commissione si mette in rete con le procure. Dal punto di vista economico, invece, il lockdown del coronavirus è costato al Veneto la perdita di 65.000 posti di lavoro. La Regione stanzierà a breve un fondo a favore delle imprese. Con soldi veri, risorse vere per le nostre imprese. Non basta, ma aiuta. È sempre mezzo miliardo per una regione che è l'unica in Italia che non applica tasse. Lo so che voi lo sapete, ma io lo voglio ricordare ai veneti, che magari qualcuno si sia distratto. Noi non preleviamo da 10 anni nelle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno. E a proposito di case di riposo, siamo stati a Villaldina, struttura di Rossano Veneto, si è fatto un po' il bilancio da quando è partita la pandemia, quindi in questi ultimi 3 mesi. È stato un ringraziamento informale a chi ha lavorato all'interno della casa di riposo. La cerimonia ufficiale la faremo magari a settembre, dove chiameremo tutti quelli che hanno operato anche dall'esterno. Grazie a tutti quelli che hanno sacrificato tempo e energie per salvare i nostri anziani. Grazie davvero. Un ringraziamento anche per i volontari della Croce Rossa di Bassano catapultati in un'emergenza non sempre facile da gestire. Ce l'abbiamo fatta grazie a stringere i denti in una situazione in cui nessuno ci poteva capire quello che stava succedendo. 55 anziani positivi su 65, solo con il gioco di squadra e con le risorse illimitate ma sfruttate al massimo siamo riusciti a salvarli tutti. 5 i decessi dal 1 marzo ad oggi, ma per patologie proprie, compresa l'amata nonnina di 102 anni. Di coronavirus non è morto nessuno. L'unico ad essere stato ricoverato per Covid è stato il presidente di Villaldina, Giuseppe Siviero. Instancabile il personale, con sacrifici anche sul piano personale e una supervisione da parte della dottoressa Bianchin, che ha da subito dimostrato lungimiranza.
ancora prima di vedere dei protocolli suggeriti piuttosto che pianificati di trattamento, diciamo che a distinto già si mettevano in atto regimi di trattamento che alla fine trovavano conferma in quelli che erano gli indirizzi di terapia applicati anche all'esterno di qui. E adesso ci occupiamo della Movida perché a Padova è stato chiuso un locale proprio per le violazioni di tutti i precetti in tempo appunto di coronavirus. Il bar 100% di Piazza dei Signori è chiuso per 5 giorni. I gestori hanno rispettato l'ordinanza della Regione, dato che l'esercizio avrebbe violato le norme di prevenzione contro la diffusione del virus Covid-19. L'11 maggio i vigili urbani di Padova avevano elevato un verbale di violazione amministrativa in quanto il titolare aveva fornito sul posto alimenti e bevande servendo bicchieri e cannucce in mano ai clienti, in un periodo in cui era concessa solo la vendita per asporto e senza curare l'obbligo di distanziamento sociale degli avventori. Era scattata subito una sanzione di 400 euro e in accordo col sindaco Giordani la richiesta agli uffici della Regione Veneto perché disponessero rapidamente la chiusura del bar. E ricordiamo anche la proposta del ministro Boccia, queste guardie civiche che appunto dovrebbero servire per regolare anche quanto accade durante le serate del fine settimana soprattutto, quindi regolare un po' la movida nelle città. La proposta però delle guardie civiche non piace molto a tutto quello che concerne il volontariato. Usare il termine appunto volontariato rischia di farci fare un grande passo indietro rispetto alla cultura del volontariato e del dono che c'è nel nostro paese e di confondere i piani di un qualcosa che non ha a che fare con quello che è appunto l'attività gratuita, disinteressata e libera che caratterizza il volontariato. L'idea delle guardie civiche non piace, a dircelo, il direttore del Centro Servizi Volontariato Veneto, l'ente che è il motore degli eventi ora fermi di Padova, capitale del volontariato. Si rischia di svilire il ruolo del terzo settore. Ci sono già autorità preposte per sanzionare comportamenti scorretti. Quello della Movida è un problema culturale che non si può certo risolvere con la repressione. È un tema culturale quello che dobbiamo promuovere e da questo punto di vista impiegare dei volontari o non volontari per cercare di far rispettare questo che dovrebbe essere appunto il buon senso delle persone, il corretto rispetto degli altri, insomma mi sembra che si configuri come una sconfitta anche da un punto di vista culturale e etico per la nostra comunità. Il volontariato è stato uno degli elementi fondamentali durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, agendo da collante all'interno della società stessa. Dalla distribuzione di generi alimentari alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi elettronici per permettere la didattica a distanza, questi bisogni non sono spariti. C'erano prima, ci sono ora e si stanno anche aggravando e su quello le associazioni e il volontariato stanno dando delle risposte pronte, precise, innovative. Tra l'altro ricordiamo quanto a proposito i volontari e le volontarie in questi mesi difficili di emergenza sono stati protagonisti fondamentali per dare una mano, per dare un supporto a chi si è trovato in difficoltà, ma anche proprio agli stessi enti, ai comuni e quant'altro, quindi figure che sono state davvero fondamentali, provvidenziali in questi mesi, ormai c'è da dire mesi difficilissimi. E sul discorso degli assistenti civici o guardie civiche, come si vogliano chiamare, questa proposta avanzata dal ministro Boccia, ricorderete anche voi che nei giorni scorsi avevamo sentito un po' tutti i sindaci dell'area del Vicentino che si erano fortemente opposti a questa figura, anche perché non ha ancora i contorni ben chiari, non si capisce quali potrebbero essere le sue reali funzioni, le sue reali attività, i suoi reali compiti. E lo stesso sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, tra l'altro si è ancora una volta dichiarato non favorevole a questi assistenti civici. Le sentinelle anti-Covid, che poi non sono sentinelle e in realtà non sarebbero vigilanti e non saranno guardie, non saranno agenti delle forze dell'ordine e nemmeno incaricati di pubblico servizio. Insomma, gli assistenti civici non sono né carne né pesce e il sindaco Francesco Rucco da Vicenza boccia la proposta del governo.
anche perché non ha senso cercare con un bando volontari che aiutino gli anziani, portino spesa e medicine, diano un contributo all'organizzazione del distanziamento sociale fuori dalle chiese o dai parchi e che segnalino alla polizia locale assembramenti, quando i comuni possono già contare su un piccolo esercito di volontari, la protezione civile, che semmai va rinforzata. La proposta del governo di instaurare i cosiddetti assistenti civici è una proposta che non può essere portata avanti, la riteniamo inutile per quanto riguarda il controllo rispetto alle misure, alle prescrizioni anti-Covid. Riterremo più utile un rafforzamento della protezione civile in funzione appunto di sostegno alle attività di ripresa come la riapertura dei parchi o appunto la riapertura dei centri per gli anziani. Quindi una misura più a portata di cittadino e meno invasiva sicuramente. Intanto il comune sta tenendo sotto controllo l'emergenza sanitaria, l'epidemia è in forte calo e la situazione si sta normalizzando, ma ovviamente non si può abbassare la guardia. Restano fondamentali l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza sociale. Nell'ultimo weekend anche la Movida, prima selvaggia, è stata domata dall'ordinanza del sindaco Francesco Rucco. Un modello Vicenza sul controllo sicuramente che ha avuto un rilievo addirittura nazionale con il riconoscimento del Ministero dell'Interno, dove abbiamo da un lato dato delle regole come il divieto di bere alcolici fuori dai plateatici, quindi si beve l'aperitivo solo all'interno dei plateatici, solo all'interno dei locali, con le dovute distanze e nei posti a sedere, e invece dall'altra parte un controllo delle forze dell'ordine misurato, attento, non invadente. Quindi un mix che unito ai volontari della Croce Rossa ha consentito di dare serenità alla città, e i vicentini, che ringrazio, hanno raccolto l'invito in maniera assolutamente esemplare. Quindi un invito per il ponte del 2 giugno a fare altrettanto, a rispettare le regole, a fare l'aperitivo, ma appunto rispettando le prescrizioni imposte. Adesso cambiamo per un attimo argomento e ci occupiamo della pala di Sant'Anna che è stata realizzata da un giovane Jacopo Dal Ponte. La pala che è stata ceduta in 224 dai musei civici di Bassano del Grappa alle Gallerie di Venezia. Allora noi siamo stati proprio alle Gallerie a vedere ancora una volta questa pala che era esposta e ammirata proprio a Bassano. Siamo stati a Venezia e abbiamo parlato anche con il direttore delle Gallerie dell'Accademia. Eccolo, quello che da moltissimi bassanesi viene visto come il simbolo di un anno di amministrazione di Elena Pavan, l'opera più significativa dello scrigno bassanese concessa in 448 alle Gallerie dell'Accademia. La pala di Sant'Anna di Jacopo Bassano è già esposta a Venezia, una manciata di giorni dopo che l'opinione pubblica bassanese è venuta a sapere della cessione, partita mesi fa e comunicata alla città a cose fatte. Ma nessuno può fermare il movimento trasversale che vuole riportare la pala nella sua sede più consona, ovvero i musei civici di Bassano. E nessuno può porre freno alle domande. Prima su tutte, di chi è la pala di Sant'Anna? Fin dal 1812 è tra le prime opere a entrare in collezione. Dopo ha avuto una storia un po' esterna, nel senso che sono 100 anni che è fuori. Dal 56 al Museo di Bassano. Adesso l'abbiamo chiesta, indietro, perché ci serve per completare una sala che vogliamo dedicare a Jacopo Bassano. Ma sono in molti a voler che sia fatta luce sul modo in cui l'opera è stata portata a Venezia, probabilmente in seguito a un saccheggio napoleonico. Forse gli asolani di quello scorcio ottocentesco hanno opposto maggior resistenza di quanto non ne abbiano fatta il sindaco Elena Pavan e i musei bassanesi. E quindi sono stati molto disponibili, ovviamente è stato un rapporto cartaceo, noi abbiamo chiesto indietro l'opera, abbiamo proposto degli scambi, un'opera di Bassano o anche opere di altri artisti. E lo stesso direttore delle gallerie conferma. Se uno richiede indietro un'opera dopo 56 anni in deposito, sembra una privazione verso chi l'aveva tenuta per 56 anni, quindi bisogna anche forse ridurre il tempo di questi prestiti. C'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Eccoci in
diretta, tempo di riaperture di tante attività, si diceva all'inizio del nostro notiziario, e c'è chi purtroppo deve prendere una decisione molto sofferta. Uno degli storici locali del Bellunese che ha deciso di chiudere nei fine settimana perché non ce la fa ad andare avanti. Sentiamo. C'è amarezza, ma al tempo stesso la volontà di lanciare un messaggio educativo coerente con le norme dietro la decisione dei titolari dell'Osteria Alpino, a pochi passi dalla cinquecentesca piazza del Borgo di Melle, di chiudere il proprio locale nelle serate dei fine settimana a pochi giorni dalla ripresa dell'attività. Abbiamo preferito fare in questo modo, in attesa di ordinanze o spiegazioni più chiare da parte degli enti più competenti di noi, perché il nostro sforzo è individuale, soggettivo, rispettando le regole dell'ordinanza di Zaia e delle disposizioni del governo. Però più di così non possiamo fare. Una decisione maturata dopo un venerdì di fuoco, passato a sollecitare i giovani a rispettare le regole del distanziamento, ci dice Lucia. Sabato la scelta sofferta, comunicata su Facebook dal marito Fabio Scarton, sono in Magonà, ha scritto, per rafforzare il significato di una soluzione ragionata a fronte di una situazione ingestibile. Stiamo aspettando che qualcuno ci aiuti a dare, non le chiamiamo imposizioni, no, delle regole uguali per tutti. Regole chiare per tutti per evitare di correre il rischio di incorrere in sanzioni che suonerebbero come una beffa dopo il doppio sacrificio, la chiusura prima, la riapertura responsabile poi. I ragazzi soprattutto che hanno bisogno di unirsi, di far festa e così, non trovano aperto qui, che il nostro locale dà la possibilità, seduti all'interno e all'esterno per 50 persone, e sono tanti, vanno da un'altra parte e l'assembramento succede lì. È un assembramento che per noi vuol dire rendimi sicuro e io ti rendo sicuro. Tenere i ragazzi è e sarà compito arduo, visto l'annullamento di tutte le occasioni estive di svago che davano la possibilità alla moltitudine di giovani, meno giovani e turisti di frequentare posti all'aperto. Se questi si riverseranno nei bar, per i gestori sarà un problema. Bisognerà trovare delle modalità, secondo me, concordate, per esempio tutti gli esercenti che concordano una chiusura, uguale per tutti. Tutti gli esercenti che stabiliscono che consumi solo seduti, ma che siamo tutti coerenti con questo, altrimenti i giovani, ne sappiamo bene, ci giocano sull'incoerenza degli altri, ma non facciamo bella figura a nessuno, insomma. È un messaggio importante che è stato lanciato da questa ristoratrice, ma tra l'altro rivolto ai giovani, ma non solo i giovani, perché sappiamo benissimo che tante volte sono proprio anche gli adulti, le persone più mature, che non rispettano le regole per prime, quindi insomma un messaggio che davvero deve essere accolto un po' da tutti. E adesso invece andiamo a Venezia, torniamo a Venezia e parliamo della 77esima mostra del cinema, perché sono partiti tutti i lavori per l'organizzazione del grande evento. La Biennale apre la sua casa al Lido per la preparazione della 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà nell'isola dal 2 al 12 settembre. Il direttore Alberto Barbera si è ufficialmente già insediato al Palazzo del Cinema in Lungomare Marconi, insieme al suo team diretto da Angela Savoldi. Un segnale forte, quello dato dalla Biennale, verso la ripartenza dell'intero paese dopo il coronavirus e della volontà di fare la mostra, come ha più volte ribadito anche il governatore Zaia. Barbera e i selezionatori delle varie sezioni proseguiranno in loco la visione dei film, già iniziata alacremente in questi mesi in modalità streaming. Primo test nei luoghi del festival, che inevitabilmente subiranno delle modifiche rispetto allo scenario consueto, ma la volontà precisa è quella di confermare la mostra pur in una situazione di chiara emergenza dopo il Covid-19. L'intento di Barbera è anzitutto quello di mantenere intatto il cuore del festival, che verte su due pilastri fondamentali. Il primo è quello di poter presentare al Lido un numero importante e congruo alle attese della Mostra di Venezia di film in anteprima mondiale. Il secondo, preservare il rapporto con la presenza di pubblico nelle sale, che pur dovrà essere contingentato e inferiore rispetto alla normale capienza delle sale. Per una volta il tempo è amico. La speranza è che a settembre il virus faccia meno paura, così l'Italia, grazie alla Mostra di Venezia, potrà dire al mondo di ripartire.
E restiamo a Venezia, ci occupiamo di un duro attacco che arriva dal PD, che ha dichiarato che praticamente il comune ha deciso di finanziare e sostenere una sorta di turismo di serie B, senza andare a prediligere invece quello che dovrebbe essere per la città di Venezia un turismo di alta qualità. Il Partito Democratico Veneziano l'aveva previsto già nel 2018. Alle fondamenta nuove erano destinati 10 dei 400 milioni del Patto per Venezia, a condizione che venissero investiti in sistemi sperimentali per la gestione del turismo. Invece, come previsto, non è andata così. Di questi 10 all'incirca 2 milioni e mezzo sono stati spesi per creare nuovi approdi per lancioni Gran Turismo, quindi nulla di sperimentale ovviamente, ma soprattutto attirano a Venezia un tipo di turismo di massa che assolutamente per questi anni è stato protagonista purtroppo in negativo della città. Cosa sarebbero stati questi sistemi sperimentali di gestione del turismo? Si poteva investire, cosa che è iniziata poi molto tardi, più soldi per quanto riguarda i cosiddetti contaturisti e quindi la verifica anche dei percorsi che gli stessi turisti effettuano all'interno della città. Questo è un momento particolare, nel senso che il turismo in questo momento è calato, ovviamente è praticamente annullato per via del Covid, e sarebbe stato proprio il momento in realtà per voltare pagina e dire certamente bisogna richiamare un turismo, ma un turismo di qualità a Venezia. Il turista di qualità vive la città, acquista da artigiani e produttori locali. I turisti mordi e fuggi non portano reddito, ma solo costi, ha ricordato la Sambo. Con questa operazione, ribadisce, si è favorito il turismo peggiore e il trasporto privato a scapito di quello pubblico. L'Università di Padova ha stanziato 13 milioni di euro a sostegno di tutti quegli studenti che sono pronti a ricominciare il nuovo anno accademico. E allora tutti questi soldi serviranno per l'acquisto di dispositivi, a cominciare dai computer, tablet e quant'altro. Gli studenti devono tornare in aula e devono poter avere un accesso agevolato alle lezioni. Tra gli innumerevoli strascichi che la pandemia di coronavirus rischia di portare dietro di sé, c'è anche la possibilità che molti ragazzi non si iscrivano all'università o abbandonino gli studi. Per questo l'Università di Padova, in un consiglio d'amministrazione straordinario, ha deciso di stanziare un contributo importante a sostegno delle nuove tipologie di didattica online. Un grande investimento che renda più facile agli studenti iscriversi l'anno prossimo all'università, che gli dia dei benefici concreti, la connettività a tutti gli studenti iscritti, dei benefici su trasporti e affitti per la gran parte dei nostri studenti e la possibilità di acquisto di un computer per le nuove matricole. 13 milioni di euro, per intenderci una cifra che corrisponde a quella che solitamente viene messa in campo per finanziare la ricerca. Questa volta invece verranno acquistate SIM da 60 giga e un modem per circa 48.000 studenti iscritti regolarmente o al massimo un anno fuori corso. Per le matricole invece ci sarà un contributo circa il 60% per l'acquisto di un PC, mentre il capitolo di spesa più importante è riservato ad agevolazioni economiche per il trasporto o l'affitto per gli studenti fuori sede. Ulteriori investimenti poi verranno fatti per attrezzare le aule universitarie alla nuova didattica a distanza. Da settembre infatti parte degli studenti tornerà in aula, ma molti invece dovranno seguire da casa, quindi circa 2 milioni di euro sono stati destinati alle strutture, mentre 1,5 milioni arriverà ai dottorandi, i cui progetti sono rimasti bloccati in questi mesi. L'intervento massiccio è necessario perché la ripresa del paese parte dalla conoscenza, ha detto il rettore. Crediamo al futuro dei nostri studenti, perché crediamo alla conoscenza, crediamo al futuro del Paese. E intanto a Vicenza ci si sta riorganizzando per far partire anche proprio tutti quanti i fine settimana estivi e si comincia proprio da Campomarzo, vediamo. Ritorno alla vita con vista sul 2 giugno. Dopo la stagione del Covid che ha azzerato tutti gli eventi, a cominciare dal Carnevale di Campomarzo, oggi si riparte proprio dal Parco della città, che sarà l'epicentro del mercatino dell'antiquariato.
Questa edizione straordinaria del Mercatino dell'Antiquariato diventa l'opportunità per ricordare che Campo Marzo, uno dei luoghi più belli della nostra città, non appartiene a nessun altro se non ai vicentini. Così le difficoltà vissute in questi mesi diventano opportunità. Si riparte da Campomarzo, che verrà vestito dell'eleganza di uno dei primi mercati dell'antiquariato che si possono svolgere in Veneto. Ovviamente l'evento si terrà nella massima sicurezza, con un servizio di sorveglianza. Una decisione che abbiamo preso in sinergia con gli organizzatori di quello che è uno dei momenti più amati del nostro calendario di eventi. L'abbiamo presa per assicurare la totale sicurezza sia per gli espositori che per gli avventori e anche per garantire e consentire ai pubblici esercizi di mantenere durante il 2 giugno il posizionamento dei propri piatti attici. Insomma, tante regole da seguire anche per tutti quegli sportivi che possono tornare in palestra. Distanza di sicurezza, si usano gli attrezzi e poi si disinfetta. La mascherina va tenuta per ogni spostamento e negli spogliatoi, mentre si può abbassare durante l'esercizio fisico. È la nuova vita nelle palestre che riaprono dopo il periodo di lockdown. Qui siamo alla palestra Enjoy di Galleria Scrovegni a Padova. La titolare Patrizia Salviato ha riaperto lunedì. Gel igienizzante distribuito nei vari locali, attrezzi chiusi per garantire le distanze, ma i clienti sono tornati fiduciosi. Devono conservare tutto all'interno dello zaino e all'interno dell'armadietto, devono pulire con il disinfettante la macchina dopo l'uso e chiaramente devono cambiare le scarpe perché non possono entrare con le scarpe usate fuori, ma questa era già una regola che avevo già molto prima. Qui c'è il disinfettante, il gel dappertutto. Per accedere alla palestra serve la prenotazione attraverso un'app. Ci si può prenotare, si possono anche prenotare le sale, le varie sale che ci sono, quindi abbiamo limitato in ogni sala un certo numero di persone. Tanti clienti che sono tornati, ma la capienza della palestra per fascia oraria è stata ridotta del 50%. Anche i dipendenti sono presenti all'interno con mascherine e guanti. Patrizia ha sostenuto dei costi per adattare la struttura alle nuove regole di sicurezza, ma spesso, dice, il materiale non si trova. Anche per i collaboratori abbiamo messo delle barriere paraffiato, però il punto è che anche i fornitori sono talmente pieni di ordini che non riescono a consegnare quasi tutto. Riaprono le palestre, invece è molto più difficile la situazione per tutto quello che concerne fiere e congressi. Di certo non riapriranno, non verranno riattivati in breve tempo e tra l'altro stiamo parlando di un comparto che sta già soffrendo pesantemente, ha sofferto e continua a soffrire proprio dal punto di vista economico. Noi speriamo e contiamo con l'inizio diciamo con settembre di poter riprendere, quantomeno di riprendere in autunno, anche perché in autunno noi abbiamo degli appuntamenti importanti tipo la Fiera d'Arte di Padova. Queste le date per una possibile ripartenza delle fiere secondo Confesercenti. Il comparto fieristico e congressuale sarà inevitabilmente uno degli ultimi a ripartire. Uno dei primi a fermarsi, che duramente ha pagato sul versante economico questa crisi sanitaria. Perdite dirette anche per le città, considerando che stime dicono che un congressista lascia sul territorio 350 euro al giorno. Un quartiere fieristico che fattura 10 milioni lascia sul territorio, dà una ricaduta sul territorio intorno ai 120 milioni. Ecco, questo è quello che il territorio sta perdendo, il territorio nazionale. Se poi pensiamo che tutte le fiere in Italia fatturano i 3-4 miliardi, quindi vediamo che c'è una perdita importante per tutto il territorio nazionale. Le linee guida per una ripartenza sono solo un abbozzo e molti dei lavoratori del comparto non hanno usufruito degli ammortizzatori sociali messi in campo dal governo. Non ci sono aiuti da parte del governo. Esatto. E noi non è che possiamo aprire il 18 maggio, il 25 maggio o non so cosa. Probabilmente, se siamo fortunati, in ottobre-novembre, se non ci sono altri problemi. La somma
del fatturato delle fiere ivi presenti rappresenta oltre il 60%, 65%, per meglio dire più del 65% del fatturato nazionale del comparto fieristico, e siamo stati colpiti in pieno. Non abbiamo ancora avuto aiuti concreti. Adesso torniamo a occuparci di chi vive di solidarietà come il gruppo di Team for Children. Bene, sono proprio loro che hanno deciso di fare un'importante donazione alla Regione Veneto proprio per venire incontro all'emergenza Covid. Un ringraziamento a Chiara Azzena e a tutti i ragazzi, a tutti i volontari, a tutti coloro, i medici, insomma a tutti coloro che ci hanno creduto. Chiara Azzena e Team for Children, io lo posso dire, sono a dimostrazione che la forza di volontà sposta anche le montagne. Team for Children, la Onlus padovana che da anni è impegnata nel sostegno dei piccoli malati oncologici e delle loro famiglie, ha deciso di donare parte delle donazioni, circa 25.000 euro, alla Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza Covid. Il governatore Luca Zaia mostra orgoglioso l'assegno appena ricevuto, mischiando gioia ed imbarazzo. Ho fatto fatica ad accettare questa somma perché Team for Children vive di donazioni che usano per aiutare tanti ragazzi malati. Questo è il Veneto che non si arrende mai, ha detto Zaia. In questi mesi i volontari di Team for Children hanno elevato al massimo la sicurezza per tutelare i piccoli pazienti oncologici ricoverati all'ospedale di Padova. Abbiamo preferito fare questa donazione per mettere al sicuro tutti i nostri operatori. Com'è la situazione al momento? Noi attualmente purtroppo non possiamo accedere ai bambini, questa per me è una grandissima tristezza perché io vivo dei bambini, sono nata in quel reparto e attingo da loro tutte le mie energie. Attualmente i bambini sono blindati dentro e con un genitore, solamente un genitore, e devo dire che nel nostro reparto non c'è stato un Covid, né tra i bambini e nemmeno tra gli operatori. Importante questo. Adesso parliamo di impresa sicura, un bando per le imprese che riguarda proprio il rimborso per l'acquisizione di dispositivi personali contro il Covid-19 per mettere in assoluta sicurezza proprio i dipendenti, chi lavora all'interno delle varie attività e ovviamente anche gli stessi datori di lavoro. 50 milioni di euro per un bando statale indetto da Invitalia, impresa sicura, per il rimborso delle spese che le imprese hanno sostenuto per i dispositivi di protezione individuale contro il Covid-19. L'importo rimborsabile massimo 150.000 euro, molti dei quali andati a case di cura. Le prime 890 aziende che si sono aggiudicate il bando ci hanno impiegato meno di mezzo secondo a compilare il form per l'assegnazione, quindi sono risultate vincitrici, mentre molte aziende sono rimaste escluse dalla graduatoria per aver impiegato poco più di un secondo a inviare la richiesta. Vorrei capire che senso ha fare un bando senza che venga garantita equità e trasparenza. Quindi equità non c'è stata perché questo bando ha premiato 3.150 aziende, ne ha lasciate senza un becco di un quattrino più di 190.000. Quindi a qualcuno ha avuto tutto e il 90% non ha avuto nulla. Sono state premiate aziende sulla base dell'invio della domanda in un click e quindi chi prima arriva meglio alloggia. Le prime 129 ci hanno messo meno di un millesimo di secondo, cioè una cosa umanamente impossibile. L'ultima azienda ci ha messo un secondo, meno di un secondo e mezzo, quindi è veramente da capire come questi fenomeni abbiano fatto a compilare la domanda. La Fratelli Campagnolo SPA fa parte di quelle aziende alle quali lo Stato ha confiscato il carico di mascherine ordinate al fine di tutelare i propri dipendenti e le loro famiglie dall'eventuale contagio. La confisca delle mascherine è una cosa che secondo me non è degna di uno Stato civile. Cioè uno Stato civile che dice i tuoi dipendenti hanno meno valore di altri dipendenti, perché alla fine questo si è scelto di privilegiare alcune persone rispetto ad altri. 100.000 mascherine per un valore di 35.000 euro, importo che ancora l'azienda avanza dallo Stato. Una gestione veramente che ci ha fatto un po' prendere in giro da tutti i paesi europei, ed è l'unico paese, l'Italia, che applicava questa norma e secondo me fa male da italiano vedere prenderci in giro così. E un bando Invitalia gestito in questo modo non fa che accrescere il senso del ridicolo che gli stranieri hanno per l'Italia. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo.
Ben ritrovati, adesso andiamo a Rosà perché l'amministrazione del comune vicentino ha deciso di dare un contributo importante alle aziende e alle attività che operano appunto nel territorio. Rosà, il versamento dell'acconto dell'IMU può essere prorogato a settembre. Lo ha deciso la Giunta Comunale per agevolare il tessuto economico locale dopo l'emergenza sanitaria, sulla scia dell'ampliamento dei plateatici in favore degli esercenti. La quota IMU destinata al Comune potrà dunque essere pagata entro il 16 settembre prossimo senza sanzioni ed interessi. Ed ormai tutto pronto per il progetto Ci sto a fare fatica, che coinvolge tantissimi giovani di tutta l'area del Bassanese. Riparte il progetto Ci sto a fare fatica, il piano rivolto agli adolescenti per coinvolgere in lavori di sistemazione, cura e pulizia di spazi pubblici. 16 comuni del Bassanese avvieranno le attività a luglio. I ragazzi verranno ripagati con buoni fatica del valore di 50 euro da spendere in libri, cancelleria e abbigliamento. Lanciato il bando per la ricerca dei tutor, giovani adulti sopra i 20 anni incaricati di coordinare le squadre di lavoro. Siamo in attesa intanto, che sto vedendo, ecco la postazione, vedete anche voi la postazione, la sede regionale della Protezione Civile è già sistemato tutto quanto, i microfoni sono a posto, allestito il tutto in attesa dell'arrivo del governatore Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottacin. Sentiremo come sempre, come tutti i giorni, sta facendo ormai da mesi il governatore, sentiremo tutti gli aggiornamenti e le novità che interessano appunto questo periodo, la Regione del Veneto in questo periodo di emergenza Covid e di riapertura di partenza. Intanto, come sempre, in questi minuti di attesa del Presidente ne approfittiamo per leggere qualcuno dei vostri messaggi, perché sono sempre tantissimi. 340 3218 806 il numero cui potete girarci i vostri messaggi, potete mandarci anche fotografie, video e quant'altro. Ecco, ricordo ancora, perché magari qualcuno se ne dimentica, non chiamateci a questo numero, perché non riceverete nessuna risposta, perché se siamo in diretta facciamo fatica a rispondere al telefono, però possiamo leggere i vostri messaggi. Allora cominciamo subito con questo messaggio: non si paragona uno che fuma con questa pandemia, perché uno senza regole infetta tutti, perciò ci vogliono le multe. Insomma, il fatto di essere molto più severi nei confronti di chi non rispetta le regole è un po' una cosa che si ripete in tantissimi messaggi che ci state inviando. La richiesta davvero fondamentale che ci avanzate è quella di coinvolgere tutti quanti al rispetto delle regole, che diventa fondamentale, basilare, proprio per evitare e limitare almeno il contagio da Covid-19. Vorrei chiedere un'informazione sperando in una risposta. In un reparto ospedaliero possono stare 5-6 persone a chiacchierare in una piccola stanza con mascherine alzate o abbassate? Grazie mille. Si risponde da sola a questa domanda. No, non si può stare 5-6 persone in una stanza piccola senza mascherino, con la mascherina abbassata, non si può stare a chiacchierare. Questo è stato ripetuto in tantissime occasioni, sapendo tra l'altro anche le forti limitazioni che ci sono proprio per quanto riguarda gli accessi alle aree ospedaliere, alle strutture ospedaliere, sia ospedali ma anche tra l'altro in tutte anche le case di riposo. Adesso abbiamo sentito tra l'altro che sono state riaperte sia per nuovi accessi di anziani, sia anche per proprio i visitatori che vanno a trovare i parenti che si trovano nelle case di riposo. Ci sono limitazioni, regole ben precise, allora dobbiamo rispettarle tutte. 5-6 persone in una stanza chiusa in un ospedale senza mascherina non possono assolutamente starci. Ammiro Zaia che non accetta provocazioni, non fa polemica. Noi cittadini, eccolo qua. E allora parlavamo di Zaia e Zaia è arrivato. E sono arrivati anche, vedo l'assessore, no, non è l'assessore Bottacin, vi lascio la conferenza stampa. Tanto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Saluto anche gli operatori marittimi, se qualcuno vuole entrare c'è posto qui, ragazzi. Tenye su a mascherina e accomodeve. Mascherina e febbre. Senteve so? Guarda che c'è posto. Prego, faccia entrare, c'è problema. Mi raccomando, tenete la mascherina, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Ciao. Vieni qua, grazie.
Ciao ragazzi, buongiorno. Sentete giù? Allora, grazie e buongiorno a tutti. Un saluto ai presenti e a coloro che sono collegati. Ne approfitto per salutare gli operatori marittimi, insomma tutti i lavoratori che sono venuti qui questa mattina e i loro rappresentanti sindacali. So che sono stati ricevuti dall'assessore Bottacin. Mi ha detto, ho letto anche la lettera ragazzi, e io l'unica cosa che posso dire, perché capisco questa tragedia, guardate nella lettera scrivono perché senza skate non si vive e non si mangia, alla fine della lettera, no? È un'assoluta verità. C'è il tema dei 600 euro, c'è il tema della cassa integrazione. L'unica cosa che posso fare, voi sapete che non è una roba che è competenza nostra, però ne parlo volentieri col direttore dell'INPS regionale, col dottor Pone, e cercheremo di capire anche rispetto a sta Solimare cosa è accaduto, e quindi vediamo di capire se riusciamo a darvi una mano, coscienti del fatto che voi poi pagate il conto pesante del fatto che il turismo non c'è e quindi c'è meno movimentazione e tutte le difficoltà che avete. E grazie, state comodi, accomodatevi e diamo inizio. E quindi su sta roba parliamo, cerchiamo di capire se riusciamo a venirne fuori. Rispetto a ovviamente gli ospiti, lo dico, oggi avete riconosciuto l'assessore Bottacin che è qui tutti i giorni con me. Alla mia destra c'è il vicepresidente Forcolì e alla mia sinistra c'è l'assessore Marcato. Passerei, prima di passare la parola a loro e a voi poi giornalisti che ringrazio per la presenza, a presentare il bollettino. Allora, sono esattamente 616.292 tamponi, sono 12.000 in più rispetto a ieri, 12.177 per la precisione. Le persone positive in questo rilevate fino ad ora sono 19.113, sono solo 8 in più rispetto a ieri, quindi siamo a uno 0,7 per 1000 di incidenza sui tamponi. Voi capite che il contagio sta un po' precipitando, no? Nel senso che l'incidenza del contagio sui tamponi è sotto l'1 per 1000. Vuol dire che se andiamo a una sagra e troviamo 1000 persone, forse c'è una persona che è positiva, che potrebbe essere contagiante. Prego? La battuta era scontata, eccetto Gallera. No, sono io sono il maestro di queste robe, gli altri discepoli. Nel senso che io faccio sempre esempi comprensibili, perché 1 per 1000 vuol dire niente, vuol dire una persona su una piazza con 1000 persone. Isolamento, stanno scendendo ancora, ieri avevamo meno 287, oggi sono meno 63, sono 2245 persone che al momento sono in isolamento fiduciario. I ricoverati in questo momento in area non critica, ovvero i ricoverati, sono 439, calano ancora, e se voi li dividete per il numero delle province capite insomma che il dato è 7, 14, 21, 28, 35, sono una cinquantina per provincia. Le terapie intensive si scende, bene, siamo a 36. 9 positivi e 27 negativi, di fatto noi abbiamo ancora 9 pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto. Vi ricordo che avevamo giorni nei quali c'erano centinaia di persone in terapia intensiva. I dimessi sono 3.318, ne abbiamo dimessi anche ieri 16, ieri nelle ultime 24 ore. Totale dei morti, nota dolente, 1.895 morti, 9 persone in più rispetto a ieri. Stiamo parlando sempre di persone che hanno perso la vita coronavirus, quindi Covid, pazienti Covid. Morti, dei quali morti in ospedale 1364. I nati, che è il dato positivo che ho sempre voluto mettere, sono 91. Poi aumenteranno verso il fine settimana, lo sapete. Considerazioni, noi abbiamo fatto, come voi sapete, siccome ci sono arrivate un sacco di richieste, ci tengo a ricordarlo subito, abbiamo pronte le linee guida, come dicevamo, per le terme, quindi farò un'ordinanza per sistemare tutta la partita del circuito termale, che per noi è un comparto
è una produzione interessante per il Veneto, visto considerato che arricchisce il fatturato del turismo del Veneto e stiamo parlando di un complesso, di un settore economico importante. E dall'altro invece le richieste che ci arrivano sono rispetto ai centri estivi. Confermo che l'apertura del 1° di giugno, lo dico perché qualcuno dice ma non si è capito, noi andiamo avanti. Certo è che se il governo adottasse le linee guida che abbiamo presentato per i 0-3 anni, quindi per le scuole, diciamo gli asili nido, sempre nell'ambito delle scuole dell'infanzia, avremo la possibilità di aprire da subito anche gli 0-3 lunedì. Per cui non c'è nessuna fatica e nessuna incombenza da parte del governo, basta che ci validino le linee guida. Nella stessa situazione si trovano anche le altre regioni, magari premono un po' di meno perché non vogliono aprire lunedì, o meglio, hanno in programma di aprire l'8 giugno, che questo lo possiamo dire. Noi siamo stati i primi a aprire molte attività, tra le quali le spiagge, vi ricordo, ed altre attività, i centri sportivi, le piscine, le palestre. Adesso vogliamo partire anche con i centri estivi. Centri estivi non li vogliamo legare a aspetti burocratici. C'è qualcuno che ci dice ma non so, qualche piscina mi dice noi saremmo pronti per i centri estivi, evitateci la burocrazia. Assolutamente sì, linee guida e basta, perché se riusciamo a mettere in piedi un network di realtà che si occupano dei minori, diamo una mano alle famiglie che sono giustamente in grossa difficoltà, cioè ingiustamente in grossa difficoltà per la vicenda delle riaperture e della mancanza dell'apertura delle scuole. Non aggiungerei altro, lascerei la parola per un giro veloce di domande, dopodiché passo la parola agli assessori e vi dico se avete domande da fare a me, se no passo agli assessori. Colleghi, la Federina del Caffettino, Bonet del Corriere del Veneto, si prepara alla prigioni, qualcun altro? No, è sposato. Buongiorno Presidente, una domanda sul turismo. Ciao. A proposito dei test serologici piuttosto che test rapidi o ancora tamponi, c'è una sfida in corso tra Alto Adige e Veneto. In Alto Adige è promossa dalla provincia autonoma, mentre in Veneto dalle associazioni di categoria. Risulta che anzi la sua giunta abbia bocciato il progetto. Volevo chiederle perché è stato respinto e come valuta comunque l'iniziativa. Ma noi non bocciamo nessun progetto, ma un discorso a fare i test a qualche migliaio di turisti, un discorso a farlo da 70 milioni di presenze turistiche. Voi capite che i numeri del Veneto, cioè, non sono, è come avere una trattoria e avere una mensa pubblica dove ci transitano un sacco di persone. Cioè, la possibilità di fare il test a tutti i turisti è praticamente impossibile farlo dal punto di vista proprio pratico, logistico. Si parla di personale, però in Veneto lo faranno agli addetti di alberghi, ristorazione e negozi. Per il personale noi non è che abbiamo bocciato, ci abbiamo fatto questa proposta, la stiamo valutando con tutta una serie di perplessità, perché se arrivasse qualcuno che giustamente se ne intende di test, dice bene, hai fatto la foto un mese fa e a cosa mi serve a me la foto un mese fa? A niente, perché è un'istantanea, voi sapete che il test è un'istantanea, semplicemente per questo, anzi merito agli albergatori che si preoccupano di questo, ma noi stiamo lavorando comunque per un progetto di regione Covid free, anche perché lo possiamo dire a pieno titolo con questi indicatori sanitari. Però vorrei dire che noi non è che ce l'abbiamo contro chi fa i test, dico che è giusto e corretto dire che quando ti arriva il turista ti può dire bene, hai fatto i test a tutti, quando? 6 giorni fa, un mese fa, e allora? Ragazzi, è inutile che ce lo nascondiamo dietro al dito, C'è il test purtroppo ha questo limite. Ma di certo bisogna ragionare sul discorso del Covid free, ci stiamo lavorando e penso che passi attraverso tutta una serie di prerogative, non ultima quella di un grande servizio sanitario da garantire ai cittadini. Perché ricordo che ormai è tutto il mondo in pandemia, quindi arrivano cittadini da paesi nei quali comunque il virus c'è stato. Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. Un massimo per quel che mi riguarda. Elezioni. Ormai è una melina incredibile, cioè si litiga sulla settimana, non più sul mese, anche ieri. Sulle ore fra un fiato. Sì, esatto, si conclude con un nulla di fatto anche ieri, oggi da nuovo presentata come giornata decisiva. Mi interessa il dato politico, cioè di fatto anche Fratelli d'Italia e Forza Italia sembrano adesso premere addirittura per andare più in là, ottobre, novembre. Una sua opinione su questo, grazie. Ma io penso che sia, come si può dire, legittimo che tutte le forze politiche esprimano tramite le loro segreterie
come si può dire, il loro intendimento, il loro desiderato rispetto alla convocazione delle urne. Di mezzo ci sono le campagne elettorali ed è logico che un segretario politico di destra, di sinistra, di su, di giù si ponga la questione. È grave invece che ci sia qualcuno che non vuole andare a votare in questo paese. Questo è più grave. Cioè, vi ricordo che se noi ragioniamo in maniera proprio giuridica, ad oggi agli atti c'è una legge che deve essere convertita che parla di una finestra che comunque interessa l'autunno-inverno 2020, si va fino, se non ricordo male, a dicembre, e ricordo anche che c'è nel testo della legge, che deve essere convertita, quindi il decreto legge, già la previsione che se ci dovesse essere il virus si andrà al 2021, cioè si salterà un anno di elezioni, cioè vuol dire sindaci prorogati per un anno, governatori prorogati per un anno, se a voi sembra normale. La Corea ha votato in aprile e ha avuto insomma una massacrata molto più pesante della nostra. La Francia andrà a votare in giugno, da noi si dice che il 26 luglio non si può andare a votare, ma neanche il 2 di agosto. Ne prendiamo atto. Io non la sapevo questa cosa, cioè c'è una clausola specifica che... Non c'è una clausola, però leggete bene il testo. Il testo ha già, diciamo, io l'ho chiamata clausola ma è improprio, ha già nel testo, diciamo, la salvaguardia inserita. Ovviamente adesso stiamo discutendo della modifica del testo che era stato modificato per trovare una data, cioè per identificare una data in virtù del fatto che chiedendo il parere su nostra pressione dei governatori al Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato si è espresso, ha detto fatele entro settembre, non ha più scritto a luglio non si possono fare, ha detto fatele entro settembre e ha dato ragione a noi. Poi di che mi fermo qui, guardate, ho trovato assolutamente poco corretto che ci sia detto che l'accordo sulla data sia stato trovato con sia stato fatto con l'assenso delle regioni. Ha fatto bene la conferenza, quindi il Presidente Bonaccini e Totti, per nome della conferenza, a replicare dicendo che le regioni non hanno mai dato l'ok sulla data. Vado? Prego. Allora Prigioni e poi Tosato e poi Fois. Buongiorno a tutti. Ciao. Sull'ambito del test sierologico, la Regione Lazio sta adottando questo sistema del servizio pubblico a 15 euro a test per tutti, anche per rispondere a quel problema che sta avendo la Croce Rossa, che non riesce a trovare volontari per il test dei 150.000 per vedere quanto sia diffuso il virus in Italia. Il 60% dei 150.000 per adesso, per le prime chiamate, risponde di no, è un po' così titubante. La Regione Veneto sta pensando a qualcosa di simile? Ma nessuno ci ha contattato e comunque sono convinto che i veneti, se vogliono, ne diamo noi 150.000 prelievi. I veneti si mettono in fila, non hanno problemi. I veneti sanno cos'è la solidarietà, il volontariato. Siamo la prima regione per donazione di sangue, di organi. Guardate, noi non abbiamo avuto neanche problemi con il discorso della chiamata alle armi per il plasma e quindi per la banca del plasma. Da noi si risparmierebbero i soldi se il tema è trovare i volontari che si fanno fare il prelievo. Per quanto riguarda il test sierologico col servizio pubblico a prezzo 15 euro, anziché... Ma guarda, scusami, ma io non so nulla di questa iniziativa. Nei giornali che la Regione Lazio... Lo dico da addetto ai lavori, mi permetto di dire, se noi facessimo il test sierologico a 15 euro non riusciremmo a farlo perché ci sarebbero 5 milioni di veneti che chiedono di fare il test sierologico. Fatto il test sierologico, scusatemi se lo ridico, cosa ci dice il test? Ci dice se hai gli anticorpi o non ce li hai, ti toglie la curiosità e basta. E quando ti trova gli anticorpi ti dice facciamo anche un tampone per capire se sono anticorpi di una reazione con un virus vivo in corpo o se è roba vecchia. Bene, finita tutta sta roba, che giustamente scopri qualche contagiato, finita tutta sta roba il giorno dopo bisognerebbe riniziare. Cioè la cosa che non riesco a trasmettere nella comunicazione è che è un'istantanea, cioè dopo un istante tutti nella foto si sono mossi, quindi facciamo l'anno zero dei test, dopo un istante bisogna rifarli a tutti perché chiunque può essersi ricontagiato o quant'altro. Sì, ci aiuta a isolare eventuali focolai, ma non vuol dire che non ci sia qualcuno che sviluppa l'anticorpo che magari il giorno che si è fatto il test si era appena contagiato e quindi gli anticorpi non ce li ha mossi. Tosato e poi Fois.
Buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito di voto e di campagna elettorale, la capogruppo della sua lista in Consiglio regionale, Silvia Rizzotto, stamattina ha fatto un comunicato dicendo il candidato del centro-sinistra Lorenzoni ha abdicato, ha rinunciato, perché evidentemente non si sente in grado, eccetera, eccetera, citando una dichiarazione di Lorenzoni ad una emittente locale. Lo stesso Lorenzoni poi ha smentito la circostanza, quindi ha detto che non si ritira, è stato frainteso, però ha specificato un dettaglio, cioè ha detto che la battuta che ha creato l'equivoco è stata: certamente se lo sfidante di Zaia fosse il professor Andrea Crisanti, allora farei un passo indietro. Come sono i suoi rapporti attuali con Andrea Crisanti? Ottimi, chiedetelo a lui. Non so che rapporti abbia Lorenzoni, però. E altre domande? Poi, no, io in effetti, buongiorno Presidente, siccome la televisione locale era la nostra, era Antenna 3, io volevo proprio chiedere questo. Diamo il giusto merito. Ma io vi rimando... Addirittura abbiamo sentito che se ne è parlato addirittura in Consiglio regionale, comunque ci sono stati degli interventi in cui si citava il candidato Crisanti. No, guardate, io vi rimando al video dell'assessore Marcato che è molto lineare. Cosa ha detto l'assessore? No, ho visto un video stamattina. Ma lui è qui oggi per parlare di altre robe, prego. Ha postato un video, andatelo a vederlo. L'ho visto anch'io, l'ho visto mezz'ora fa, non sapevo neanche. Allora ragazzi, se le domande al Presidente... No, c'era... Scusa Milva, ma non ti vedevo. Te che ha messo su un canton, Milva. No, è che c'è il collega lì. È il distanziamento. Sì, ma... lei ha accennato prima al progetto di regione Covid-free. Puoi entrare un po' nel merito di che cosa vuol dire? Sì, guarda, te lo dico velocemente, stiamo ragionando anche a livello territoriale. Noi abbiamo capito che sicuramente da un punto di vista psicologico il test è un buon deterrente, però da un punto di vista epidemiologico, ripeto, ti dà una foto, considerate che una stagione dura 3 mesi, cioè il focolaio bisogna identificarlo. Allora, stiamo pensando che tutta una serie di misure, no? Il tracciare i contatti, aumentare la potenzialità del nostro portale, del nostro cruscotto di biosorveglianza, il tema degli isolamenti e tutte queste robe ci diano in maniera geolocalizzata tutto quello che sta accadendo nel territorio. A questo ci mettiamo i servizi sanitari, le microbiologie iniziando dal laboratorio professor Crisanti a tutto quello che è la sanità e dire noi siamo in grado di certificare che questa è una regione covid free, cioè significa che è una regione che ha in mano la situazione. Questa è l'idea, cioè dire che fare il test a tutti e siamo a posto per 3 mesi di stagione la vedo molto limitante sta roba. Ovviamente potremmo metterci anche il test istantaneo, adesso sembra ne arrivino di nuovi ancora più performanti a disposizione degli operatori. Però, e poi tutto il tema delle linee guida, guardate, è fondamentale anche comunicarle ai turisti. I turisti devono sapere che se vengono qui noi siamo organizzati e rispettosi per mettere in sicurezza. E più messi sono in sicurezza, meno il virus circola, quindi si spompa, no? Se ne va, è inevitabile. Questa è l'idea del Covid free. Cioè, una serie di misure. Una serie di misure, l'incrocio dei dati in tempo reale. Brava. Ecco. Questo è quindi tutto un lavoro anche con le nuove tecnologie che state già facendo, certo. Che è già in atto. Sì, implementandole. Abbiamo il cruscotto della biosorveglianza. Anche per chiarire un'altra cosa, perché avendo seguito non tutte le sue conferenze stampa ma abbastanza, nella comunicazione aveva dato all'inizio molto peso su quelli, forse perché era anche l'emergenza vera in quel momento, su alcune misure compresi prima i tamponi e poi il test. Un po' alla volta questo sta venendo meno perché sta venendo meno il virus, giusto? Questa è la logica. Sì. No, ma si continuano a fare. Sì, ma infatti guardate, abbiamo fatto i 12.000 anche oggi. Noi abbiamo un piano di sanità pubblica che già identifica le categorie dei tamponi. Cioè noi sappiamo che il tampone va fatto sul sintomatico, sui contatti stretti e poi si allarga sempre di più, poi è inevitabile. E quindi se c'è una persona si faranno subito ai familiari, subito agli ultimi contatti che ha avuto
si identifica il focolaio in base alle ultime linee guida. Il focolaio è dato da 2 persone che vivono in un contesto territoriale, diciamo, ravvicinato, che sono la stessa casa o lo stesso quartiere, e noi abbiamo la georeferenziazione dei positivi, diciamo i famosi 2450 in isolamento sono tutti georeferenziati, quindi noi vediamo i puntini, se sono puntini da focolaio, se sono negativi messi in isolamento o quant'altro. Ma il tampone è la base, anche perché voglio ricordare che ad oggi l'unica modalità dal punto di vista giuridico per la diagnosi è il tampone, cioè la diagnosi noi la dobbiamo fare con il tampone per legge, non c'è alternativa in questo momento. Ma collegato a questo, cioè se è l'incrocio dei dati, poi c'è la comunicazione dei dati, ma immagino i turisti che vengano a Jesolo, se e quando torneranno numerosi, deve arrivare fino a loro, quindi anche lì state lavorando direttamente, un'applicazione sì, direttamente in via digitale nelle strutture. E soprattutto, qual è il tema che diciamo? Cioè noi diciamo Covid free, per noi significa che tu vieni e ti accorgi che qui c'è una gestione del territorio. Cioè non trovi un carnaio in spiaggia in deregulation, ma trovi delle regole. Quindi anche questo è fondamentale come comunicazione, capire che abbiamo messo le distanze, che abbiamo gli accorgimenti, la disinfezione, la sanificazione. Poi lo vedranno nei buffet, nei ristoranti, dappertutto, insomma. Un'ultima battuta. Prego. Non c'entra lei, c'entra più il Consiglio regionale, mi rendo conto, però visto che sembra oggetto adesso di contendere, è stato proposto il Leone del Veneto a Crisanti dal consigliere Guadagnini. Ma guardate, io non entro in questa, cioè, anche perché se dico di sì e non avrei motivo di non dirlo, ve lo dico sinceramente, cioè viene fuori polemica. Se dico di no, viene fuori polemica, è una prerogativa del Consiglio. E lo dico al punto tale che a me mai è stato chiesto un parere. Scrivetelo. Io non ho mai espresso pareri. Tant'è vero che ho sempre avuto, l'ho considerata una roba sacra del Consiglio regionale, e se andate a controllare non sono neanche mai andato alla consegna, perché è un'iniziativa del Consiglio. Nel rispetto del Presidente e dei consiglieri non ho mai espresso considerazioni. Punto. L'unica roba che ho detto in tutta questa vicenda è che il paese di Vo, a quei bambini, a quella popolazione, ne ho parlato anche col Capo dello Stato, posso confermarvelo, e vi dico che su Vo una riflessione io la farei su quella comunità. È l'unica comunità che si è fatta una quarantena vera, anzi se ne è fatta più di una, perché si è fatta quella da sola e quella con tutti. Bene, allora se non ci sono altre domande per il Presidente proseguiamo con... Allora, volevo dirvi, oggi è una giornata speciale ed è la sede giusta per parlare di questi temi. Come vedete c'è presente il vicepresidente Forcolin, l'assessore Marcato. Passerò la parola prima all'assessore Marcato e poi per le conclusioni all'assessore Forcolin, quindi rispettivamente attività produttive e bilancio. Oggi noi diciamo i veneti, è una domanda ricorrente, no? Ma cosa state facendo per le attività produttive? Vi ricordo che noi stiamo perdendo circa 65.000 posti di lavoro, 35.000 almeno sono del comparto turistico, siamo in una fase di recessione, cioè diciamo importante e di difficoltà, c'è il tema delle casse integrazioni, stiamo parlando di un Veneto che ha 600.000 partite IVA, che ha un PIL di 160 miliardi di euro, che contribuisce a livello nazionale con almeno 15 miliardi di residuo fiscale all'anno. In tutto questo contesto oggi vi verrà presentato un progetto che di risorse proprie e di leva economica cuba circa 1,5 miliardi di euro, 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, cioè la movimentazione della massa di risorse sulle imprese, che significano per noi, non come dice qualcuno, Zaia aiuta gli imprenditori, no, Zaia aiuta il mondo economico, perché dietro le imprese ci sono i lavoratori, c'è occupazione e ci sono famiglie che devono essere sfamate. Quindi passo la parola, c'è anche un video fra l'altro, l'assessore Marcato e poi direi Forcolin, poi fate le domande, sono a vostra disposizione gli assessori. Prego. Assessore, vuoi partire subito col video oppure vuoi parlare prima? È lei l'esperto, come vuole. Facciamo partire subito il video, Danila, e poi parliamo. Chi è che mi chiama? Un attimo, parlare un secondo? Sì, non scampo, no? No, ho sentito
Visto che lei aveva già anticipato il discorso del Soleman e della classificazione, siamo preoccupati anche noi perché noi invece siamo lavoratori stagionali che non hanno percepito. Sì, non vi ho citato, so che siamo stagionali. Sì. Non abbiamo iniziato praticamente il contratto di lavoro quest'anno, quindi siamo praticamente disoccupati a tutti gli effetti. Il rischio vero che volevamo far capire è che probabilmente anche riusciranno qualche attività si riaprirà, però non ci sarà lavoro per tutti e che noi probabilmente allungheremo, la prossima stagione sarà a marzo del 2021 e quindi volevamo sapere o avere un consiglio su come poterci muovere per poter avere un contatto con qualcuno, insomma con l'Inps o con chi preso, perché la disoccupazione termina. Siamo rimasti senza copertura e senza ammortizzatori sociali, praticamente noi usufruivamo della NASPI, però in questo momento è terminata quasi per tutti. Quindi da ora fino alla primavera del 2021 siamo teoricamente senza una lira. Allora guarda, io farei così, parlo io personalmente con il DIMS, grazie. Poi vi farei fare un incontro con l'assessore Donazzana che si occupa. Abbiamo deciso anche l'assessore. Ma vi faccio fare un incontro e così esponete tutto il tema e vediamo di capire se possiamo dare una mano in qualche maniera. Perché voi venite presi in carico in che mese di solito? Maggio, aprile. E poi c'è il problema. Dopo c'è la disoccupazione. Sì, solo che quest'anno appunto non essendo. Il problema è che non veniamo neanche riconosciuti lavoratori stagionali perché non finiamo in 7 mesi, ma magari c'è chi ha lavorato quel mese in più. C'è tutte delle problematiche solo per quanto riguarda il nostro comparto a Venezia. Io non sono un esperto di queste robe. Certo. Però vi faccio fare un incontro con l'assessore che si occupa solo di queste robe e dopo vediamo. Grazie. Grazie mille. Grazie Presidente. Presidente. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie Presidente. Prego. E grazie per tutto quello che finora ha fatto comunque. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie. Andiamo, sì. È ora di alzarsi perché abbiamo un sacco di cose da fare. È ora di mettere in moto il mattino. È l'ora del caffè, l'ora della colazione. È l'ora giusta. È ora che la musica ricominci. È ora di riaprire le serrate, accendere le luci. È ora di partire le macchine e ritornare a produrre. È ora di costruire qualcosa di nuovo. È ora di sostenere la ricerca. È l'ora di mangiare con qualcuno. È ora di prendersi nuovamente cura di noi. È ora di comprare quel vestito a cui avevamo rinunciato. È ora di sentirsi vivi. È l'ora che non vedevamo nulla. Ora Veneto. Il piano di interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa. Il Veneto riparte, il futuro è ora. Bene. Ovviamente il video vi verrà mandato fra brevissimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio in primis il Presidente per l'ospitalità. Allora, innanzitutto brevemente un approccio metodologico, nel senso che vi invito davvero a non paragonare il nostro piano di investimenti con altre situazioni e in particolare mi rivolgo a regioni a statuto autonomo dove sappiamo le risorse essere di diversa natura rispetto a quelle a statuto ordinario o a regioni dove ahimè non sono stati usati i fondi comunitari che in realtà erano stati messi in disponibilità per lo sviluppo economico e che oggi queste regioni che avrebbero dovuto usarli in maniera massiccia per il tessuto produttivo, oggi li stanno dando a pioggia a fondo perduto. Non l'hanno fatto prima, lo fanno oggi a fondo perduto. Oppure paragonare il nostro piano con altri piani dove io personalmente sono andato a leggermeli tutti, per il rilancio anti-Covid hanno messo la sommatoria del triennale delle opere pubbliche o la sommatoria del triennale degli investimenti per il trasporto, eccetera, 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 sviluppando su carta miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. No, questo lo dico perché allora noi basterebbe mettere la pedemontana e saremo i più fighi del mondo. Ecco, invece noi abbiamo voluto presentare oggi un piano vero, di risorse vere che andranno alle nostre imprese e
il nostro piano ha anche l'ambizione di essere un piano chirurgico, cioè che va a intercettare le aree di difficoltà maggiore e quindi in primis tutte le aziende che sono state costrette alla chiusura da un decreto del governo. Ecco, tra l'altro questo piano nasce dalla collaborazione strettissima che abbiamo avuto con le categorie economiche, con Unioncamere, con i sindacati, con la CGIA di Mestre. Cioè questo è un piano che nasce da un'esigenza precisa del territorio e noi con le risorse che siamo riusciti a mettere in campo diamo sfogo a tutta questa serie di richieste che il territorio ci ha fatto. Ricordo anche che c'è stato tutto un lavoro fatto in commissione, quella nazionale attività produttive, che poi era, come dire, quella preparatoria per la conferenza Stato-Regioni, dove noi abbiamo portato delle proposte che sono diventate poi patrimonio comune, lo stesso superamento dei codici Ateco, le linee guida che il Presidente da subito ha cercato di formulare e poi presentato, superando quelle dell'INEI che non avrebbero concesso l'apertura a ristoranti e bar, e questo lo sapete benissimo anche voi. Siamo stati praticamente gli unici ad accorgersi che esistevano gli ambulanti, che esistevano i servizi alla persona, parrucchieri, estetiste, barbieri che stavano davvero rischiando di non aprire più. Abbiamo portato a livello nazionale il tema delle fiere, il mondo della notte, tutta quella gente che lavora nelle discoteche, con i concerti, ecco, tutta questa pletora di persone che probabilmente non lavoreranno nemmeno quest'anno. Ecco, noi l'abbiamo portata all'attenzione nazionale e quindi insomma il piano non è solo, come dire, l'elemento tecnico delle risorse che vengono distribuite, ma c'è tutto questo lavoro fatto a fianco dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, e quindi voglio anche approfittare di questo momento per ringraziare tutte le categorie economiche che in maniera responsabile hanno lavorato al nostro fianco, i sindacati, la CGIA di Mestre, Unioncamere e anche il mio staff capitanato dalla dottoressa Dittadi e i dirigenti, iniziare da Trapani, l'avvocato Vidotti, la dottoressa Stefanutto, che assieme ai loro collaboratori in 3 mesi non si sono mai tirati indietro per elaborare questo piano di intervento che io trovo davvero importante. Andiamo pure alle slide, poi ovviamente queste vi verranno consegnate, quindi non serve che prendiate appunti. Obiettivi del piano di interventi: supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi e a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche, misure complementari per attirare risorse statali, comunitarie e private. Le slide dovremmo averle, sì. Sì, oppure ve le consegniamo direttamente. Così le seguiamo insieme, sì. No, ce l'hanno a casa più che altro il problema. Ma non lo vedono da casa. Cioè il video non lo vedono. Vedono la luce. Ne proiettiamo allora, perché non si vedrà tutto. I destinatari ovviamente sono le PMI che, come voi ben sapete, rappresentano l'ossatura portante della nostra economia. Ricordo che il 97% delle imprese venete ha meno di 10 dipendenti. Questa è l'ossatura imprenditoriale nostra. Piccole e medie imprese, industria, commercio, artigianato, liberi professionisti. Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, altre misure. Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, cioè risorse che noi daremo direttamente alle nostre attività, sono 110 milioni di euro. Abbiamo il primo bando supporto alla liquidità, sono 20 milioni di euro, questo partirà nella prima metà di giugno e qui verranno dati ai settori più colpiti, e sono quelli che sono rimasti chiusi per il lockdown, daremo risorse a fondo perduto che vanno da 2.000 a 3.700 euro. Supporto investimenti per il commercio, 9 milioni di euro,
contributi in conto capitale per i distretti del commercio, qui arriviamo fino a 250.000 euro. Per i luoghi del commercio invece, questa è un'iniziativa nostra dove abbiamo proprio individuato questi famosi luoghi del commercio e qui arriviamo a dare fino a un massimo di 7.000 euro ad attività. Contributi per la digitalizzazione e il passaggio generazionale, 3 milioni di euro. Per le imprese artigiane, e qui verranno dati massimo 34.500 euro. Rifinanziamento contributo investimenti, 12 milioni di euro. Queste sono per le imprese, visto che ha funzionato ed è una delle cose buone che aveva fatto anche il governo precedente, per l'industria 4.0, e qui andiamo da 18.000 a 150.000 euro per impresa. Sostegno alle PMI per l'emergenza, ecco, questo è frutto del progetto di legge che poi è diventato norma, che abbiamo portato in Consiglio regionale, ovviamente gestito dal vicepresidente Forcolin. Qui abbiamo messo 47 milioni di euro che noi gestiremo anche in collaborazione con le Camere di Commercio, e sarà una sorta di tesoretto che andremo a declinare a seconda delle esigenze territoriali che vedremo mano a mano. Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo in ottica anti-Covid, ecco, di questo sono particolarmente fiero. Qua parliamo delle reti innovative regionali. Voi sapete che noi abbiamo adottato questo sistema unico in Italia, che adesso anche le altre regioni stanno adottando. Uno dei problemi grossi del mondo dell'economia è quello della distanza fra mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Noi attraverso le reti innovative regionali abbiamo linkato questi due mondi. Abbiamo messo nel corso degli ultimi 2 anni molte risorse le hanno messe le imprese, e grazie a queste risorse noi abbiamo strutturato laboratori e centri di ricerca che hanno davvero dato fuoco a tutta la ricerca e innovazione di cui le nostre aziende abbisognavano. Tenete conto che le nostre imprese, pur essendo piccolissime, hanno una capacità di fare ricerca e innovazione che è straordinaria. Le reti innovative regionali, noi abbiamo detto loro, facciamo uno sforzo, vi diamo 20 milioni di euro, purché voi adesso però tutti questi progetti siano riconvertiti in chiave anti-Covid. Devo dirvi, e magari faremo un punto su questo, che stanno presentando dei progetti straordinari e stanno immaginando un mondo dopo il Covid-19, in modo tale da attrezzare le nostre imprese, per esempio, ad avere una velocità nettamente superiore a quella che abbiamo oggi di riconversione di fronte a eventuali crisi che possono esserci, e qui sono 20 milioni di euro. Per quanto riguarda poi i finanziamenti agevolati, un provvedimento l'abbiamo già adottato, microcredito a costo zero, 30 milioni di euro, e sono finanziamenti a medio termine da 5 a 50.000 euro, ovviamente sempre dedicati alle PMI. Sempre con la norma che è stata approvata nel Consiglio di una settimana fa, abbiamo riconvertito 120 milioni che sono a disposizione di Veneto Sviluppo per fare credito, e questi svilupperanno ulteriori 120 milioni delle banche, quindi stiamo parlando di 240 milioni. Per quanto riguarda invece le garanzie, abbiamo messo 35 milioni di riassicurazioni che consentono di fare prestiti medi di 50.000 euro per facilitare l'accesso al credito. Ecco, a differenza dei provvedimenti presi dal governo, i nostri prestiti, questi in particolare dei 50.000 euro, voglio sottolineare che sono a tasso zero e a costo zero per l'impresa. Garanzie di portafoglio 25 milioni di euro, questi vengono fatti in collaborazione con il Mise per finanziamenti fino a 250.000 euro. Questo è un provvedimento ovviamente per le aziende medio grandi. Mi scusi. Io non sono abituato come il Presidente. No, mi è arrivato un messaggio da fuori, ho detto fermalo. Fermalo. Era il Presidente che mi dice fa presto. Adesso voi dite, mettete nei panni. Vai. Sempre nel progetto complessivo, al di là delle risorse, abbiamo poi stiamo mettendo in campo il tavolo che verrà convocato la settimana prossima della zona logistica semplificata che riguarda Porto Marghera e il Polesine,
Voi sapete che grazie a una pressione che abbiamo fatto noi assieme a Confindustria di Venezia siamo riusciti ad avere anche noi finalmente la zona logistica speciale, che era dedicata fino a prima solo alle regioni del sud, e grazie a questa zona noi diventeremo attrattori di risorse straordinarie da parte dell'Europa, che verranno tutte investite in Porto Marghera, nell'area di Porto Marghera e nel Polesine, che sono fra le due aree più difficili da un punto di vista economico. Da subito abbiamo adottato attraverso un provvedimento di giunta, abbiamo fatto una moratoria anche per Veneto Sviluppo, e quindi c'era la possibilità di dilazionare i crediti, come era successo per le banche classiche, diciamo così, quindi abbiamo fatto subito l'addendum. Fondo di crescita sostenibile, qui c'è una collaborazione con il Mise per progetti, e vi devo dire che sono arrivati progetti meravigliosi anche per aziende di grosse dimensioni, e noi abbiamo messo qui delle risorse importanti, e altre continueremo a metterle. Sempre sulla scorta della richiesta delle categorie economiche, abbiamo su mia proposta in Commissione Attività Produttive, io ho proposto che i saldi venissero spostati al 1° di agosto, così è stato, e abbiamo tolto anche il vincolo di non fare promozioni nei 30 giorni antecedenti il 1° di agosto. Allora, i numeri complessivi di questa manovra regionale, chiamiamola così, sono 320 milioni di euro di bilancio regionale. No, questo lo dico perché siccome qualcuno di voi, senza fare nomi, ma mi mandava i messaggini scrivendo: il Piemonte ha messo 100 milioni, la Lombardia ha messo 150 milioni per le... Ecco, noi 320, tanto perché sia chiaro. 270 milioni di euro sono le risorse che vengono attivate da terzi, quindi banche, imprese e governo. Complessivamente la potenza di fuoco sprigionabile con queste risorse è di 1 miliardo e 400 milioni di euro. In tutto sono 13.000 le imprese coinvolte. Io mi fermo qui. Grazie. Prima delle domande sentiamo il vicepresidente, poi entrambi sono a disposizione per le domande. Scambiatevi il posto. Ma che mascherina avete? Caro mio. Con questa ti puoi andare indietro. Qualsiasi parte. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente per l'opportunità, appunto assieme al collega, di sviscerare quelle che sono, come ha detto Roberto, un po' le manovre e le attività che abbiamo fatto in questi mesi, perché se è vero che vi era un'emergenza sanitaria, si è partiti da subito su quel tema invece economico, che oggi sta diventando fondamentale per poter mettere in moto delle risposte importanti al mondo dell'impresa. I numeri li ha già detti Roberto, ma noi siamo partiti da subito con una prima variazione di bilancio, l'avete visto e l'avete già scritto, che era quella abbinata alla sanità e che toccava anche l'aspetto del sociale, quindi quel famoso maxi emendamento per aiutare le scuole paritarie, piuttosto che il sostegno agli affitti, piuttosto che le rette delle case di riposo, piuttosto che appunto tutti quegli aspetti che toccano le famiglie in difficoltà e che erano paralleli e affiancati al tema sanitario. E quindi questa è stata la prima variazione di bilancio. Abbiamo poi subito portato una seconda variazione di bilancio, che era quella di assegnare a Veneto Sviluppo quelle risorse che Roberto ha poc'anzi evidenziato e esplicitato appunto su quelle che sono poi le manovre concrete, perché per chi non lo sapesse, noi avevamo reintroitato nel bilancio regionale le somme a disposizione di Veneto Sviluppo, perché vi era una gara da indire, ovviamente con uno spartiacque che era quello del 6 luglio, entro il quale dovevamo appunto assegnare questi fondi. Abbiamo optato in una situazione di emergenza a una proroga, ovviamente a Veneto Sviluppo, quella che abbiamo approvato la scorsa settimana in Consiglio regionale, in modo tale da poter considerare e ottimizzare quel know-how fondamentale che oggi ha Veneto Sviluppo, con un termine che è quello del 31/12/2021, per mettere in piedi questa diciamo macchina importante, quei numeri che diceva Roberto, e che svilupperà un effetto volano di 1 miliardo e 400 milioni, ma sono 200 i milioni che abbiamo assegnato
praticamente dai rientri POR, fondi POR a Veneto Sviluppo, e 120 erano quelli che avevamo appunto accantonato, quindi stiamo parlando di circa 200 milioni di euro. Abbiamo fatto quel maxi emendamento e abbiamo messo le risorse, come vi dicevo prima, sulle emergenze sociali, mettendo anche quelle risorse per la CIG, la cassa integrazione in deroga, per esempio, per tutti quei lavoratori che erano fuori dalla norma nazionale, penso a tutto il mondo delle IPAB che non era stato considerato dalla norma nazionale, abbiamo messo 7 milioni di euro. Poi abbiamo rimodulato, e questo è un lavoro che stanno facendo, e qui ringrazio il dottor Masullo assieme al dottor Santo Romano, Trapani e la sua struttura, la rimodulazione di quelli che sono le risorse dei fondi europei, perché oggi la barra, la nave, deve essere portata in porto secondo quelle che sono le esigenze e le urgenze che abbiamo in questi mesi. Quindi alcune mission, alcuni orientamenti e programmazioni che erano rivolti ai POR-FESR piuttosto che all'FSE, il Fondo Sociale Europeo, oggi si stanno spostando verso il collega marcato per il mondo dell'impresa, stiamo parlando di 30 milioni di euro circa, altri 32 milioni sono sostegno alla famiglia e ammortizzatori sociali, quindi è assolutamente importante, oltre che alla sanità e al Covid per altri 12 milioni. Quindi queste tre cifre che vi ho dato, 32, 30 e 12, fanno 74 milioni che sono stati rimodulati dai fondi europei in base alle effettive esigenze. Stiamo lavorando per implementare questi fondi in modo tale da aiutare soprattutto il mondo del sociale, perché è stato toccato il mondo dell'impresa, ma avremmo sicuramente nei prossimi mesi l'esigenza di dare una mano a quei lavoratori che per esempio erano qua prima con noi e che non sono stati toccati oggi dalla manovra nazionale e dal decreto che è in conversione. E ricordiamo che se non hanno il lavoro stagionale non hanno neppure l'assegno di disoccupazione di fine stagione, e quindi nell'ambito familiare è un peso importante che vogliamo poter aiutare o comunque contribuire ad aiutare. Per cui stiamo lavorando assieme appunto al dottor Trapani e al dottor Masullo per implementare quella rimodulazione dei fondi, e che potrebbero arrivare anche a 150-200 milioni. Questa è una partita che stiamo seguendo sul tavolo romano nella conversione del decreto, vi dicevo, perché ci sia data contezza ovviamente al mondo regioni e soprattutto regioni a statuto ordinario che questi fondi ci siano e siano a disposizione, ma soprattutto abbiano norme più celeri e più facili dal punto di vista appunto dell'operatività, e quindi legate all'emergenza Covid, e quindi anche in modo straordinario utilizzati proprio per questo aspetto. Quindi se pensiamo che siamo solo al mese di maggio ma abbiamo approvato il bilancio di previsione, qua dobbiamo dire che il Presidente è sempre molto attento e accorto sul sollecitare la Giunta e il sottoscritto di portarlo per tempo, oggi più che mai è un dato azzeccato, perché pensate se fossimo in una situazione di un bilancio di previsione appena adottato o addirittura in 12esimi in una fase così delicata saremmo veramente messi male. Invece a maggio abbiamo già apportato 2 variazioni di bilancio e stiamo attendendo nel mese di luglio per fare già l'assestamento di bilancio. Capite bene che in una situazione emergenziale questo bilancio va rimodulato di mese in mese, non è un bilancio di previsione come magari nell'ordinarietà può durare 6 mesi, un anno e gli fai piccoli accorgimenti. Qua di mese in mese interveniamo in giunta con delle variazioni e spostiamo la barra a seconda delle necessità, e quindi su questo stiamo lavorando con assoluta celerità e cerchiamo di ottimizzare appunto quelle risorse che oggi il collega Marcato ha così esplicitato, che toccano il mondo dell'impresa, ma non appunto sottacciamo e non sottovalutiamo quell'aspetto invece sociale del mondo delle famiglie che è altrettanto importante. Grazie. Allora, un suggerimento operativo: vi mettete a fianco del microfono così i colleghi possono variabilmente fare domande senza che vi dovete spostare tutte le volte. Il primo occhio al droplet. La prima domanda a Tosato che si era prenotata. Emiliano, Bono, Federica. Allora, buongiorno. Domanda per chi? Dite per chi volete la domanda. Era una domanda per l'assessore Marcato. Allora, siccome in questi mesi siamo bombardati da annunci anche governativi di grandi somme, di grandi stanziamenti che poi faticano a tradursi, prima abbiamo sentito la voce dei lavoratori che sono in cassa integrazione da marzo, non hanno ancora ricevuto un euro. Allora, io ho 2 domande per l'assessore Marcato. Una: ci sono quali procedure dovranno seguire le imprese che vogliono ad esempio attingere i contributi a fondo perduto?
perché molte di queste imprese si sono già scontrate con difficoltà bancarie, sono andate in banca convinte di poter attingere ai prestiti garantiti dallo Stato e in molti casi non hanno ricevuto neanche un centesimo. Secondo, vorrei che mi spiegasse con quali criteri proprio di calcolo prevede che questi stanziamenti favoriranno ulteriori finanziamenti per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Grazie. Quindi insomma le modalità e le stime di previsione degli ulteriori finanziamenti generati. Grazie. Rispondo subito. Allora, per quanto riguarda le modalità di accesso per i contributi a fondo perduto, saranno attraverso bando, per cui non ci sarà nessuna discrezionalità da parte dell'ente regione. Ci sarà un bando che verrà pubblicato nel sito della regione, noi poi lo faremo comunicati stampa, lo diremo a voi, lo diremo alle categorie economiche, quindi arriverà capillarmente a tutti. Il primo sarà nella prima quindicina di giugno, adesso la data precisa non ve la so dire, ma insomma a breve lo pubblicheremo, verrà portato in giunta e poi lo pubblicheremo. Gli altri useranno la stessa tipologia, quindi il bando, l'azienda, l'impresa, l'artigiano, il commerciante, il barista accederà al bando e poi fino ovviamente a useramento del plafond verranno date queste risorse. Il calcolo, tutti i calcoli per ogni singolo provvedimento per arrivare al 1,5 miliardi sono un po' complicati. Allora, i fondi di Veneto Sviluppo, quei 120 di cui parlavo prima, siccome c'è un cofinanziamento, una cogaranzia, una corresponsabilità con le banche, loro devono mettere altrettanti 120 milioni, quindi già questo ti dà la misura dei 2,40. E poi c'è tutto un effetto leva che a seconda della tipologia di servizio del credito viene calcolato, sono calcoli ovviamente matematici, che portano alla cifra che dicevamo prima. I dati fissi sono comunque che siamo intorno, per quanto riguarda le risorse vere, siamo intorno ai 500 e qualcosa, insomma, milioni di euro. Risorse vere intorno ai 500 milioni di euro? Sì, perché come vi dicevo prima, noi abbiamo risorse nostre che mettiamo come Regione Veneto fra riconversione di fondi POR-FESR, risorse Veneto Sviluppo, risorse di bilancio, sono 320 milioni. Questi in automatico innescano la compartecipazione sia del Mise che del sistema bancario e anche del sistema produttivo stesso, per esempio per le RIR, per le reti innovative regionali. Quando noi mettiamo 1 milione di euro, le aziende mettono un altro 1 milione di euro, proprio nel progetto che fanno, e qui le arriviamo a 270 milioni, quindi 320 più 270 fanno quella cifra che vi dicevo prima. Bonet. Sì, allora io avevo 3 domande. Pratiche, 3 domande. Allora, la prima, a chi ci si rivolge per il bando? Mi pare di aver capito, a Veneto Sviluppo, cioè se io ho un'impresa devo guardare a loro? Allora, per quanto riguarda il credito, Veneto Sviluppo è come dire lo strumento, poi in realtà si va con le banche, Veneto Sviluppo fa un accordo bancario, okay, e si va nella banca che verrà pubblicato un elenco delle banche a cui si può accedere. Poi, seconda domanda, per te, poi l'altra invece per il vicepresidente, sul tema delle banche, perché molte di queste operazioni viaggiano in tandem con la banca e tantissimi imprenditori dicono che è poi lì che si crea l'ostacolo, cioè segnalano che le banche chiedono documenti pazzeschi, non si fidano neppure della garanzia pubblica. Avete pensato a come superare questo ostacolo? Faccio anche già la domanda per il vicepresidente, se mi puoi spiegare nel dettaglio i 320 milioni messi a bilancio della regione, da dove li avete presi? Cioè quali sono i settori da cui avete recuperato questi 300 milioni? Grazie. Allora, per quanto riguarda l'accesso al credito, noi nella delibera, la seconda che abbiamo fatto, quella dei 30 milioni che diventerà operativa a breve con Veneto Sviluppo, lì abbiamo messo dei parametri.
Quei 30 milioni sono per la stragrande maggioranza destinati alle BCC e ai confidi. Abbiamo fatto questa scelta perché questi sono i due, diciamo, istituti bancari che sono per loro natura interlocutori naturali delle piccole e micro imprese. Io non ho adesso nessun problema a dire che noi li metteremo alla prova, cioè noi abbiamo fatto uno sforzo finanziario enorme, li abbiamo dedicati a loro, abbiamo messo dei parametri di qualità in modo tale che si evitino quelle situazioni che abbiamo visto con il 100% garantito dallo Stato. Qui il sistema bancario veneto però lo mettiamo alla prova, nel senso che noi abbiamo chiesto loro uno sforzo anche da questo punto di vista. È una partita che giochiamo in due, se loro non rispondono noi ne prendiamo atto e cambieremo rotta immediatamente, non c'è nessun problema. Pederiva, Emiliano, scusa? Sì, su questa Marco, in effetti avevo spiegato prima, noi avevamo riallocato nel bilancio regionale quei fondi che erano prima di Veneto Sviluppo, ok? Erano circa 200 milioni e erano rimasti accantonati, chiamiamolo così, per arrivare alla famosa gara. Quando abbiamo optato per la fase emergenziale di andare invece in proroga con Veneto Sviluppo per il tema ovviamente del know-how che dicevo prima, abbiamo rifatto con una variazione di bilancio, rimesso a disposizione la settimana scorsa i fondi a Veneto Sviluppo e oltre a queste somme che sono circa 200 milioni vi erano diversi altri pacchetti che rientravano da Veneto Sviluppo prima e che l'assessore aveva voluto tenere per sé nella propria attività per poi fare questi progetti che ha spiegato, anche per esempio per tutti i temi del fondo perduto, perché è ovvio che se dai a Veneto Sviluppo non c'è il tema del fondo perduto, ma sono progetti che mette in campo l'assessore direttamente. Quindi se ho capito bene sono fondi Veneto Sviluppo e fondi europei. Esatto, sì. Okay. Pederiva, Emiliano, Andriolli. Grazie. Assessore Marcato, buongiorno. Mentre parlava della zona logistica speciale, semplificata per la precisione, l'agenzia ANSA ha battuto una nota del deputato della Lega Lorenzo Fontana, il quale dice di aver ricevuto in queste ore parere contrario dal governo alla zona economica speciale in Veneto. Lo dice in qualità di primo firmatario di un ordine del giorno al decreto liquidità che proponeva appunto l'istituzione della ZES. Questo cambia qualcosa rispetto alla convocazione del tavolo sulla ZLS? Grazie. No, assolutamente no. Noi avremmo voluto anche la ZES. Noi continuiamo comunque, abbiamo già portato in giunta la costituzione del tavolo, avremmo dovuto convocarlo per venerdì, ma c'è una riunione concomitante, quindi andremo probabilmente a giovedì o venerdì prossimo. No, noi continuiamo assolutamente, questa è un'opportunità per il territorio straordinaria. Comunque ancora una volta il governo si dimostra sensibile nei confronti dell'area più produttiva del mondo. Emiliano Andriolli. Assessore Marcato, buongiorno. Le volevo chiedere una conferma, se interpreto bene il dato, 3 milioni per la digitalizzazione, o sono di più, forse leggo male io, perché le chiedo questo? Perché questi sono stati comunque sicuramente i mesi, in parte ci ha salvato proprio la tecnologia su tutti i fronti, ma ci siamo anche trovati seriamente impreparati, forse per i nostri commercianti, forse per i nostri studenti, e potrei andare avanti, avere più tecnologia a portata di mano e naturalmente di un certo livello avrebbe cambiato anche economicamente, insomma, le sorti che abbiamo vissuto. Dopodiché le chiedo, siccome è andato via velocissimo prima, mi può spiegare nuovamente invece i dettagli sui saldi, perché appunto c'è l'avvio dei saldi come data al 1° giugno, però c'è la possibilità di vendite, di agosto, ma le vendite straordinarie sono invece ammesse dal 1° luglio. Se mi spiega gentilmente la manovra, insomma. Grazie, sì, Assessore. Allora, confermo, sono 3 milioni, però lei mi dà l'opportunità di fare una specifica sulla banda ultralarga. Allora, tutti noi ci siamo resi conto di quanto determinante sia questa infrastrutturazione digitale. Lo è stata perché i ragazzi e le ragazze a casa comunque dovevano continuare a studiare. Le imprese oggi viaggiano su questi strumenti. Ecco, vi ricordo che il Presidente Zaia
3 anni fa firma un accordo con il governo Renzi, accordo che vede il Veneto destinatario di 320 milioni per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree cosiddette a fallimento di impresa, cioè dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare questo tipo di investimento. Noi come contropartita mettiamo 82 milioni di euro, quindi più di 400 milioni per infrastrutturare tutto il Veneto con la banda ultralarga. Il progetto prevede l'ultimazione di questa infrastrutturazione al 2020, 31 dicembre 2020. Ad oggi noi non abbiamo un'utenza collegata. L'amministratore delegato di Open Fiber è uscito con un comunicato stampa un paio di settimane fa dove ha detto che per tutta una serie di motivazioni ci sono dei ritardi enormi e quindi si andrà al 2022, ma, e questa è la bella notizia, per il Veneto e la Lombardia 2023. Tenete conto che il Veneto e la Lombardia sono le 2 regioni che hanno meno banda ultralarga in tutta Italia ed è il motivo per cui l'Europa aveva messo come precondizione necessaria lo stanziamento delle risorse per queste regioni. Non vi dico il mio stupore quando alla mia domanda precisa fatta a Treviso di fronte ai sindaci trevigiani del perché ci fosse questo ritardo assolutamente inaccettabile, a un certo punto hanno detto: caro assessore, non abbiamo le maestranze. Cioè questi che ha vinto il bando e si è accorto dopo non aveva maestranze, è come dire, devi fare a casa, dai l'incarico all'impresario, a un certo punto ti arrivi là e lei ancora sentata sulla bicicletta e perché non te lo fai? Cioè non ho nessuno che fa a casa. Ok? Siamo in queste condizioni. Noi abbiamo fatto una diffida come giunta al Ministero su questo tema e abbiamo scritto anche al Ministero 2 settimane fa dicendo che qualora ci fosse la possibilità di perdere quegli 82 milioni, perché inizialmente c'è questa clausola, di perdere quegli 82 milioni, noi non siamo responsabili e ci faremo tutto quello che è in nostro possesso per difenderci. Insomma. Questa è la situazione per la banda ultralarga. Per i saldi gentilmente? Sì, allora i saldi abbiamo deciso di farli al 1° di agosto perché così chiedevano le associazioni di categoria e la norma prevede che nei 30 giorni prima del giorno dei saldi non si possano fare promozioni. Abbiamo tolto quella clausola, anche là ce l'hanno chiesto e noi l'abbiamo fatto la delibera di giunta, l'abbiamo tolta perché a detta delle categorie economiche di Federmoda, insomma degli interessati a questo settore, questa procedura consente loro di rimettere in moto l'attività e quindi per dar loro incontro abbiamo fatto questa modifica. Grazie Assessore. Grazie a lei. Concludiamo con Andrioli, poi se c'è un altro giro vediamo. No, ma è solo una piccola puntualizzazione perché siccome sono negata in matematica ho fatto... capito. E ho fatto il liceo scientifico. No, vengono fuori 111 milioni di euro dai contributi a fondo perduto. Prego. Ho fatto il conto, 20 più 9 più 3 più 12 più 47 più 20 mi viene fuori 111. A chi togliete quell'uno? O dove lo mettete? Sì, no, ma sono quelli che dice lei. Ma no, sì, sono 111. No, siccome parliamo di milioni... Sì, no, ma sono... Hai ragione. Ma dov'è quello in più? No, sopra il titolo va messo 111. Punto. Se riesce da penso che sia 90. Altre domande? Possiamo chiudere qui? Grazie. Buongiorno. Grazie mille. Eccoci qua, appena conclusa la conferenza stampa nella sede regionale della Protezione Civile. Presenti avete visto oggi gli assessori Forcolin e Marcato assieme a Zaia. E noi adesso invece diamo uno sguardo alla tabella divulgata dall'azienda Zero per vedere un po' le variazioni di positività. 6 nuovi casi positivi questa mattina alle 8 rispetto alle 5 di ieri, 5 del pomeriggio di ieri, un totale di 19.113 casi con tampone positivo, questo è il dato cumulativo. Nello specifico casi attualmente positivi sono 2.287. Le persone decedute in strutture ospedaliere ed extraospedaliere 1.895, i negativi
relativizzati al Covid-19, numero in netto aumento di giorno in giorno, 14.931, mentre in isolamento domiciliare sono 2.245 persone. Andiamo a vedere invece le variazioni per quanto riguarda i ricoveri in area non critica in terapia intensiva. Allora questi segni meno davanti all'area non critica, meno 8 le persone in area non critica, 439, 36 le persone in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. C'è stato purtroppo un decesso nella notte e si arriva adesso a 1.364 persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio ad oggi nelle strutture, nei vari ospedali di tutto il Veneto. Quindi insomma questi dati che purtroppo i decessi ci sono quotidianamente ai noi, però almeno per quanto riguarda i ricoveri nelle aree non critiche in terapia intensiva c'è questo segno meno che di giorno in giorno ci fa ben sperare. Prima dei saluti io ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, 15:30 lo spazio dedicato ai più piccoli e poi via, si parte con le varie lezioni di ginnastica dolce, tai chi, pilates, zumba e alle 17:20 invece si va a Padova alla Basilica del Santo per il rosario in diretta e poi alle 18 puntualmente come tutti i giorni la Santa Messa, restando alla Basilica del Santo di Padova. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.